Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la voce del mattino, la lettura dei quotidiani, il dibattito sulle principali notizie della giornata con ospiti in studio. Oggi è sabato 11 novembre, cominciamo subito con la lettura dei giornali perché ci sono alcune notizie, in particolare oggi, che sicuramente staranno a cuore a moltissimi telespettatori del nostro territorio. A partire da quella intesa che sembra essere stata trovata con un emendamento in finanziaria per stabilire un risarcimento ai risparmiatori truffati delle banche popolari, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Cominciamo quindi subito con il Corriere del Veneto, asse in Parlamento, spunta il fondo, salva risparmiatori, emendamento bipartisan, subito 150 milioni, approdato infatti in Senato un emendamento alla legge di stabilità firmato dal senatore Giorgio Santini, attorno a cui si sta raccogliendo un consenso parlamentare bipartisan. Prevede l'istituzione di un fondo per i risparmiatori traditi dalle ex popolari venete. Il sottosegretario Baretta: stabiliamo un principio di ristoro, ed è appunto un argomento questo che troviamo in primissimo piano in tutti i giornali di oggi. Vediamo dalla Tribuna: rimborso alle vittime dei crack nella manovra, l'aiuto ai danneggiati alle popolari, ma ancora il Gazzettino appunto titola in primissimo piano il caos che c'è stato ieri per quanto riguarda lo sciopero, caos nei trasporti, caos nei medici, un pugno di autisti blocca l'Italia, Venezia assalto ai vaporetti, scatta la precettazione, bufera sugli stipendi, il dottore di famiglia guadagna come un primario d'ospedale. Questa quindi la prima pagina del Gazzettino che mette in primo piano poi anche la sanatoria. Tasse non versate, arriva la sanatoria, nella manovra spunta la rottamazione senza sanzioni degli accertamenti fiscali. E poi ancora sempre il Gazzettino, appunto a pagina 3, il focus sullo sciopero dei medici di base con la bufera sugli stipendi. I dottori di famiglia guadagnano quasi il doppio di chi lavora in ospedale, denuncia in procura sul balletto di cifre sull'adesione della mobilitazione. E qui poi appunto la manovra, come cambia la manovra: imposte non versate, arriva la sanatoria verso la web tax al 6%, rottamazione senza sanzioni in 4 rate anche per gli avvisi del fisco. Il governo ferma il balzello sui biglietti aerei, le sigarette nel mirino. E poi l'attualità, una notizia che arriva da Belluno, sicuramente destinata a far discutere. Terapia errata per omonimia, morto. Un clamoroso errore all'ospedale di Pieve di Cadore costa la vita ad un paziente che aveva lo stesso cognome di un altro. Per uno scambio di provette di sangue l'anticoagulante è stato troppo leggero, provocando l'emorragia cerebrale. Quindi sicuramente una notizia questa destinata ad avere molti seguiti nei prossimi giorni. Intanto saluto l'ospite che è arrivato, che abbiamo qui con noi e che ci farà compagnia in questa prima parte della mattinata, l'assessore alla cultura del Comune di Treviso, Luciano Franchin. Buongiorno. Grazie a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. E grazie per essere qui con noi, perché sappiamo che quella di oggi per lei sarà una mattinata densa di eventi, perché questa mattina insomma a Treviso sono previsti tanti avvenimenti attesi da tempo, a partire tra poco, tra 2 ore, no? Dalla inaugurazione della BRAT, la biblioteca dei ragazzi, che è stata trasferita
in Palazzo Rinaldi e che rappresenta insomma un elemento molto importante di quella valorizzazione della piazza, di questa piazza che tra le mille polemiche è stata chiusa al traffico, chiusa alle auto, è stato eliminato il parcheggio, ci sono state appunto molte discussioni sul fatto che fosse come dire morta questa zona della città dopo la chiusura alle auto. Ora con l'apertura della biblioteca dei ragazzi pensate ad una rivalorizzazione dell'intero quadrante, Assessore. Sarà fortunatamente una giornata molto impegnativa, molto interessante, sia per l'amministrazione che per i cittadini. Alle 10:30 inaugureremo una mostra molto bella a Casa Robegan sul patchwork, che è una cosa che uno dice ma sono cose da femmine, sono cose da ragazze, invece devo dire che il patchwork io ho cominciato a conoscere quando ho inaugurato 4 anni fa la prima mostra, è veramente una forma d'arte. E invito veramente ad andare tutti a Casa Robegan a vedere questa mostra di queste signore. Sono veramente bravissime le signore. È veramente eccezionale. Questa associazione si chiama Patchwork Idea, fa delle cose che sono delle opere d'arte e devono essere valorizzate e apprezzate perché non sono un gioco, Poi alle 11 inaugureremo la nuova Brat, alle 11 dell'11 di novembre. Abbiamo scelto questa data non a caso, perché l'11 novembre, come sicuramente i nostri ascoltatori sanno, l'11 novembre per tradizione scadevano i contratti agrari e si faceva San Martino. Oggi è San Martino, lei si chiama Marta, ma insomma siamo vicini. Si faceva San Martino e gli affittuari che perdevano il posto dovevano cercarsi un'altra cascina, un altro proprietario e facevano il trasloco. Sì, non era una bella cosa fare San Martino. Non era una bella cosa, era una cosa drammatica, ma era il momento dei traslochi, si poteva anche andare meglio, trovare forse anche una situazione migliore, come quella della Brat, no? Ci saranno 100 bambini con i loro sacchetti di libri che percorreranno le mura, dalla vecchia sede della Brat andranno in Piazza Rinaldi. È stata una scelta ponderata, abbiamo voluto portare la Brat in Piazza Rinaldi perché una piazza fatta solo di auto parcheggiate non è una piazza per i cittadini, e adesso diventerà una piazza per i bambini, per le mamme, per chi andrà a accompagnare i bambini alla Brat. Ricordo che questa nuova sede avrà 600 metri quadrati contro i 250 della vecchia sede, quindi un aumento considerevole anche dal punto di vista della qualità dei servizi. Ci sarà l'angolo per l'allattamento, l'angolo per il fasciatoio secondo norme europee. Ci sarà c'è dietro il giardino dei diritti dei bambini che costituirà, come dire, una propaggine, una sorta di sfogo estivo, primaverile estivo, per poter fare anche lì attività, e ringrazio veramente moltissimo tutto il personale della biblioteca, a partire da Fiammetta di Salvo, che è stata straordinaria nell'organizzare questa cosa, e poi tutte le lettrici di Abibrat, perché questa biblioteca non è un luogo così immobile, ma è un luogo di vita, un luogo di animazione, e l'associazione Abibrat conduce da anni un'attività di letture che è veramente molto apprezzata e rende questo luogo un luogo dove andare volentieri. Ricordo, e finisco, abbiamo mediamente 44.000 prestiti all'anno in Brat e l'aumento degli iscritti l'anno scorso è stato di 1.500. Quindi è davvero considerevole, insomma, l'incremento. È una cosa straordinaria. Sì. E quindi dal punto di vista proprio pratico, perché il trasferimento della Brat comporta anche delle riorganizzazioni di quelle che sono le attività del comune, gli uffici del comune, no? A Palazzo Rinaldi che cosa ci sarà, che cosa è stato o verrà trasferito, allora, in modo che i cittadini sappiano anche che cosa cambierà. I cittadini lo sanno già, sono state trasferite alcune funzioni che non avevano rapporto diretto con il pubblico, ovvero i lavori pubblici e i servizi
servizio ambiente, settore ambiente, sono andati alla Piani in una delle torri che dovevamo avere in un concambio con Cassamarca. A Palazzo Rinaldi rimane l'anagrafe, rimangono i servizi di Stato civile, ci si sposa ancora a Palazzo Rinaldi, in sala affreschi, insomma le funzioni fondamentali, quelle di rapporto con il pubblico, rimangono e sono normalmente gestite. Ecco. Questo è un discorso importante, perché significa che questa piazza, assieme all'altra Santa Maria dei Battuti, è una piazza che vivrà, perché ci sarà gente disposta a fermarsi, a sedersi, a stare insieme come si costumava una volta, e credo che questo sia un grande vantaggio. Viene quindi anche recuperato un po' quello che era il ruolo di questa piazza a suo tempo, no? Che era un po' il giardino di Palazzo Rinaldi, certo, dove le famiglie si trovavano, certo, il pomeriggio. Dal punto di vista dell'arredo urbano, Assessore, perché anche lì ci sono state delle polemiche, sono stati messi questi alberi per ombreggiare un po', si parlava di panchine, di qualcosa. A che punto siamo quando certo, vedremo, insomma, la piazza con un volto definitivo? Certo, adesso, insomma, si avvicina l'inverno, per cui magari all'aperto si sta un po' meno, però sicuramente magari con la stagione, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, certo, i mercatini, l'afflusso di gente in città che ci sarà, che speriamo tutti, insomma, che ci sarà, sicuramente anche quello spazio potrebbe rivestire un ruolo importante. Ecco, sì, certo, se qualcuno ricorda, andando in piazza Rinaldi provenendo dai Buranelli, sotto il portico a sinistra c'è una bellissima foto d'epoca che ritrae piazza Rinaldi per quello che era un tempo, cioè sì, una piazza del mercato. Ci sono delle bancarelle del mercato, persone che vanno ad acquistare, i venditori, eccetera. Era una piazza animata, una piazza viva. L'arredo urbano è già in programma, lo stiamo preparando, naturalmente ci sarà l'occasione per fare un'ulteriore, come dire, inaugurazione, ma quando sarà bel tempo, perché pensare di mettere qualche panchina e sperare che qualcuno si fermi con queste temperature, no, però ci sarà l'arredo urbano sicuramente. Ecco, quello di questa mattina, dicevamo, non è l'unico appuntamento, perché appunto oltre all'inaugurazione di questa mostra del patchwork, la giornata di oggi è particolarmente ricca, no? Oggi pomeriggio si tornerà ancora a parlare di mura nel convegno Città Murata quale futuro, 500 anni delle mura di Treviso, no? Ed è stato un anno, diciamo, denso di eventi questo. Quindi, Assessore, i prossimi appuntamenti, gli ultimi ormai di questi 500 giorni che sono ormai quasi terminati, no? di festa per le mura di Treviso. Abbiamo cominciato nel 2016, ci siamo dati un programma molto ambizioso, 500 giorni per 500 anni, in un anno e mezzo abbiamo lavorato intensamente sulla ricostruzione della storia delle mura, per capire che cosa sono, cosa rappresentano, che cosa hanno rappresentato nel corso del tempo quando sono state costruite 500 anni fa. Adesso chiudiamo con una mostra che è attualmente in corso a Palazzo di Trecento, vi invito ad andarla a vedere, è una mostra interessante e curiosa, perché in qualche modo ricostruisce la cinta muraria e la si può percorrere da dentro e da fuori. Ci sono delle immagini fotografiche, anche documenti d'epoca, l'archivio comunale ci ha dato veramente un grande aiuto, e si può vedere che cosa è cambiato dentro e fuori le mura. Poi ci sarà appunto oggi pomeriggio a Santa Caterina, e siete tutti invitati ovviamente, un convegno che vuole fare il punto sulla presenza di una città murata.
Le conferenze che abbiamo fatto hanno già ampiamente spiegato che cosa vuol dire, come è stata costruita, eccetera. Adesso ci ragioniamo soprattutto nella prospettiva del futuro, cioè cosa vuol dire avere una città con le mura nel futuro del nostro territorio, e sarà una bella occasione. Cominceremo con il pensiero di un filosofo che è Umberto Curi, perché i muri sono anche densi di simbologia, no? Alzare muri, in questi giorni poi si ricorda anche la caduta del muro di Berlino, certo, con tutto quel che la storia di questo manufatto ha segnato nella vita d'Europa. Ragioneremo sui muri, ma ragioneremo anche sulla valorizzazione e conservazione. Giuliano Volpe, che è Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, praticamente, tanto per dare un'idea, è una sorta di vice ministro dei beni culturali, ha scritto un libro bellissimo, Il patrimonio italiano. Ci racconterà cosa si può fare e come fare per valorizzare i beni culturali che abbiamo in Italia e ovviamente a Treviso. Gaetano Di Benedetto poi è un architetto urbanista ben noto a Treviso, abita a Firenze, però ha costruito ancora 30 anni fa il piano regolatore della città, poi non applicato. Ci sarà il sindaco di Ferrara, che è città murata, una città murata, e quindi ci porterà l'esperienza di essere amministratore in una città che ha una cinta muraria straordinaria, costruita in modo molto, molto importante. Infine il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, chiuderà i lavori dicendo quale sarà la visione della città, il futuro della città a partire da questa cinta muraria, che ricordo poi tra l'altro in qualche maniera è diventata simbolo anche della nostra candidatura a città capitale italiana della cultura. Per il 2020. Per il 2020. Quindi sicuramente anche questo sarà un obiettivo molto importante, quello che la città di Treviso si prefigge. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco restate con noi. Ecco, rieccoci in diretta, la voce del mattino, 7:19, puntuali come sempre, con la lettura dei giornali, con il commento di quelle che sono le principali notizie della giornata. Ospite qui con noi in studio questa mattina l'assessore alla cultura del Comune di Treviso, Luciano Franchin. Stavamo parlando di mura, degli eventi previsti anche per la giornata di oggi a conclusione di questi 500 giorni per 500 anni delle mura di Treviso. Ma diamo ora uno sguardo alle principali notizie che riguardano appunto la città di Treviso sulla tribuna di oggi. In primo piano i parcheggi, il piano del Comune dei Parcheggi. Ne abbiamo diffusamente parlato ieri con l'assessore Paolo Camolei in vista di quello che sarà la riorganizzazione, insomma, complessiva dei parcheggi, con la costruzione del nuovo parcheggio al Cantarane, con la costruzione di un parcheggio interrato al pattinodromo e con la riorganizzazione anche degli stalli gratuiti. Nel frattempo, e questo è appunto il titolo della tribuna, parcheggi aumentano tutte le tariffe. Per bilanciare la rivoluzione degli stalli, dal 2019 i ticket su di 20 centesimi all'ora. In mezza città sosta minima a 1,80 €. Si tratta ovviamente di una ipotesi allo studio, ha detto il sindaco Manildo, precisando che se avverrà scatterà dal 2019. Il piano intanto c'è e dentro fine mese passerà in consiglio comunale per avere l'ok. Assessore, un piano di parcheggi non è la delega della quale lei si occupa, ma che comunque insomma al quale la città di Treviso, l'amministrazione sta lavorando per dare anche un'offerta diversa a chi viene in città, no? Sicuramente c'è bisogno di parcheggi, c'è bisogno
di allargare la zona pedonalizzata, offrendo però al tempo stesso la possibilità di parcheggiare nelle zone limitrofe. Non è novità, l'abbiamo presentato ieri l'altro il nuovo progetto appunto sul Cantarane e sul patinodromo, che porterà alla possibilità di avere dei parcheggi vicini alla città, dentro la città, e contemporaneamente, come è noto, abbiamo già avviato tutte le procedure per avere circa complessivamente altri 380 parcheggi liberi nella zona ex Telecom, in via Lancieri di Novara, e nella fascia interna delle mura anche per auto elettriche. Quindi è un piano globale in cui l'aspetto tariffario è uno degli aspetti su cui si sta lavorando e su cui lavoreremo nei prossimi tempi. Ci sarà modo di capire meglio quali sono le vere necessità dal punto di vista tariffario. In ogni caso prima del 2019-2020 non se ne parla. Ecco, proseguiamo quindi con la tribuna, un liceo di cinema alle Canossiane, la nuova proposta per il 2018 in collaborazione con l'Università di Udine. Anche questo è un progetto culturale, Assessore, decisamente interessante e innovativo, direi. Molto interessante, molto innovativo. Parlerò nei prossimi giorni anche col preside. Noi come amministrazione, il mio assessorato in particolare, siamo molto interessati al tema del cinema. Da 3 anni abbiamo istituito un concorso che si intitola a Luciano Vincenzoni, il grande sceneggiatore e soggettista trevigiano, che ha lavorato per Germi, che ha lavorato per i grandi artisti, che ha lavorato con Clint Eastwood, che ha lavorato con Gastone Moschini, Signore e Signori, Per un pugno di dollari, eccetera. Abbiamo istituito questo premio perché siamo molto interessati al tema del cinema che mancava in città. Adesso questa notizia, questa idea di questo liceo di cinema è veramente una cosa molto interessante. Significa parlare di una tematica che può anche avere delle risonanze dal punto di vista lavorativo. Il presidente della giuria del premio del concorso Vincenzoni è Enrico Vanzina, e assieme a lui Francesco Massaro, che fu aiuto regista di Germi in Signore e Signori. Insistono sempre sulla necessità di avere un collante territoriale, perché il cinema non si faccia solo a Roma, come è noto, insomma, ma ci sia anche la possibilità di farlo anche in provincia. Ricordo, ed è notizia di questi giorni, insomma, Treviso sta diventando una meta molto ambita per i registi. Ho incontrato la settimana scorsa un regista che mi ha chiesto di girare alcune scene di un nuovo film a Treviso, perché Treviso piace. Negli ultimi anni ci sono stati anche film di un certo prestigio, insomma, che sono stati girati qui nella nostra città. Un appeal, quindi è un appeal importante che va, come dire, tra virgolette, sfruttato, ed è bene che ci sia questo interesse del cinema nei confronti di una città che si presta veramente, con gli scorci e anche con l'ambientazione generale, ad essere un luogo molto, molto bello, insomma, anche interessante. Naturalmente portare una città sugli schermi cinematografici vuol dire anche farla conoscere al mondo. Vabbè, una vetrina, no, a livello nazionale o anche internazionale che si apre, una finestra che si apre. E questo ci interessa molto, insomma, ci interessa molto. Ecco, allora proseguiamo con la lettura del Corriere del Veneto. In apertura della pagina di Treviso la politica, Manildo: per me parleranno i risultati. Il sindaco PD e le comunali: non cercherò la benedizione dei leader, a Conte e De Checchi chiedo concretezza. A livello comunale contano le persone,
passione, chi si mette in gioco con impegno. In bocca al lupo ad Andrea e Mauro, lavoriamo con amore per la città. Allora, nelle ultime ore si è molto parlato dopo la presentazione l'altro ieri del candidato sindaco del Carroccio, Mario Conte, centrodestra che al momento insomma si presenta diviso per le prossime amministrative con due candidati, appunto Mario Conte per la Lega, Andrea De Checchi per Forza Italia. Vedremo insomma se in futuro ci sarà un accordo. Manovre anche nel centro-sinistra, assessore, in quella coalizione Treviso Bene Comune che portò alla vittoria a Treviso nel 2013, ci saranno ancora nel 2018 le stesse componenti secondo lei, oppure qualcosa di diverso, cioè qualcosa è cambiato dal 2013? 5 anni non passano invano e lasciano indubbiamente qualche traccia, soprattutto qualche traccia positiva, nel senso che in questi 5 anni le liste e anche gli esponenti che hanno fatto parte della coalizione hanno maturato una competenza e una consapevolezza amministrativa che magari prima non c'era e che adesso è diventata importante. Credo che sia importante sottolineare che stiamo lavorando per la rielezione di Giovanni Manildo. Questa è perché questa amministrazione guidata da Giovanni Manildo è un'amministrazione che ha un futuro importante per completare e risolvere alcune tematiche che ci siamo portati dietro da una storia anche abbastanza lunga e lontana. Quindi sicuramente ci saranno dei ripensamenti dentro le liste che facevano parte della coalizione Bene Comune, ma saranno tutti questi ripensamenti, queste riletture dentro una visione che è molto chiara, cioè che questo raggruppamento di centrosinistra ha veramente delle grandi possibilità per essere il futuro polo amministrativo della città di Treviso. Quindi, ecco, sicuramente però anche all'interno di questa maggioranza qualche mal di pancia, diciamo così, c'è stato nell'ultimo periodo, soprattutto da parte di sinistra, soprattutto anche da parte di alcuni esponenti della lista, per esempio Impegno Civile. La lista che abbiamo fondato 5 anni fa è stata una lista che si è sempre proposta con un obiettivo, quello di essere una lista di programmi concreti. Questo abbiamo voluto sempre farlo e i nostri due consiglieri, l'ingegner Negro e Titta Casagrande, hanno sempre dimostrato la loro capacità nel intervenire su fatti concreti e non a parole. Ecco, quello che noi abbiamo sempre chiesto a chiunque volesse entrare nel nostro raggruppamento Impegno Civile e anche a chi ha voluto uscirne, perché uno è libero anche di andare dove vuole, abbiamo chiesto sempre di essere partecipe di un progetto di concretezza, di un progetto pratico, evidente, e credo che tutta l'attività che è stata fatta anche per esempio dal consigliere Negro nell'ambito della commissione urbanistica o quella che è stata fatta dal consigliere Casagrande per quanto riguarda le attività legate allo sport testimonino la capacità di incidere sui problemi reali della città. Ecco, Assessore, quindi Impegno Civile conferma il suo impegno a sostegno di Giovanni Manildo, a sostegno della coalizione di centrosinistra per le prossime amministrative? Certamente. Bene, noi ora ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, linea alla nostra regia, ci vediamo tra pochissimo. Vi ricordo naturalmente che come sempre potete anche voi da casa partecipare telefonando al numero, ecco lo vedete in sovraimpressione, 0422 16 26 789. Linea alla regia, tra poco.
Ecco, rieccoci in diretta, la voce del mattino, la lettura dei quotidiani, il commento delle notizie principali della giornata. Stavamo leggendo la tribuna di Treviso, tra le varie notizie c'è anche questa sicuramente di interesse anche per molti telespettatori che ci staranno seguendo, l'accordo per gli affitti meno costosi in città, intesa proprietari inquilini, 3 zone, canoni su base tabellare. I contratti danno sconti sulle imposte, quindi piccoli proprietari sindacati degli inquilini hanno nuovamente firmato questo accordo territoriale per i contratti d'affitto a canone concordato, che incentiva quindi contratti di locazione con il canone agevolato e permette quindi un vantaggio ad entrambe le parti. Da un lato quindi il proprietario ha un vantaggio di pagare meno tasse, dall'altro ovviamente l'inquilino di pagare un affitto più basso. Assessore, sicuramente anche questa è una via per cercare in qualche modo di venire incontro alle categorie più deboli, ma anche di cercare di riportare residenzialità in centro, di riportare le famiglie, di riportare molti trevigiani che proprio per ragioni economiche si sono spostati al di fuori del comune di Treviso, magari nei comuni della cintura urbana, dove i prezzi di affitti e di acquisto delle abitazioni sono anche più bassi, insomma meno elevati. Certo, il tema degli affitti che sono in qualche maniera un vincolo per le giovani coppie o per chi non ha grandi possibilità è un tema importante. In generale i centri storici in Italia si stanno spopolando o comunque stanno riducendo la loro fetta, diciamo, di presenza di abitanti, però bisogna riconoscere che questo è un tema che tutti devono affrontare. La notizia di questo accordo è una bella notizia, vuol dire impegnarsi a fare in modo che ci sia un maggiore controllo, una maggiore capacità di intervenire su un tema che è assolutamente essenziale. Le giovani coppie, ma anche quelli che vogliono per varie altre ragioni abitare in centro, devono avere una occasione in più. E portare residenza fuori dalla città o fuori dal comune non è un grande risultato, quindi ben venga questo accordo. Spero che sia un accordo che dia esiti positivi, consistenti e concreti. È importante riconoscere alla città un ruolo vivo e non solamente così una situazione di riempimento, diciamo, a ore e poi tutti se ne tornano a casa altrove. La città vive anche perché ci sono i residenti, perché ci sono le attività economiche che vivono della presenza dei residenti. Camminando per la città io mi accorgo che qualche segnale c'è di maggiore presenza, però insomma c'è ancora lavoro da fare. Sicuramente. Proseguiamo con la tribuna di oggi, appunto la politica, ancora il profilo del candidato, ne abbiamo parlato prima, presentato dalla Lega Nord per le prossime amministrative, montagna, cori alpini e camminate. Mario Conte, candidato sindaco con la passione per il trail e le Dolomiti. Ma ora si tratta per le politiche, è previsto un tavolo in regione, in discussione le candidature di Vicenza e di collegi territoriali. Quindi qui ovviamente sarà da vedere se il centrodestra si ricompatterà su un unico candidato a Treviso così come a Vicenza e quali saranno gli equilibri in vista delle prossime elezioni politiche. Poi altra questione, appunto dicevamo che sicuramente ha tenuto banco negli ultimi giorni la protesta dei medici di base. 2 giorni di serrata degli ambulatori dei condotti, mercoledì e giovedì. Medici di base, nuovo sciopero a dicembre, segnalazione alla procura dei sindacati di categoria. La Regione ha dato cifre fasulle sulla nostra prima mobilitazione, quindi con ogni probabilità, insomma, se non si arriverà ad un accordo su quelle che sono le richieste dei condotti con la Regione, appunto questo accordo, i camici bianchi incroceranno nuovamente le braccia il 13 ed il
14 di dicembre. Assessore, da cittadino in questo caso, che cosa pensa di questa agitazione, di questa mobilitazione? Perché c'è anche insomma parecchia polemica, bufera anche sugli stipendi, l'abbiamo visto prima, lo titolava in prima pagina il Gazzettino, no? Bufera sugli stipendi, il dottore di famiglia guadagna come il primario di un ospedale. I medici ribattono, non è certo sui soldi che loro stanno facendo questa protesta, ma sul complesso piano di riorganizzazione della sanità. Si dice sempre che la Regione, e giustamente, che la Regione Veneto ha una sanità di eccellenza. E credo che questo sia vero. Le prestazioni ospedaliere e diciamo la capacità di controllo anche della spesa pubblica in tema di sanità è effettivamente una realtà concreta e visibile, però poi alcuni aspetti che riguardano l'immediata relazione del cittadino con la sanità, il caso dei medici di base è uno di questi, forse meriterebbe una maggiore attenzione proprio da parte del sistema regionale, perché ci devono essere dei correttivi, ci deve essere un accesso anche più semplice e meno, come dire, difficile, ecco, alla sanità di base. Poi non entro sul tema degli stipendi perché sinceramente non lo so se effettivamente siano così stipendi d'oro o non lo siano, ma in ogni caso credo che sia importante che la Regione faccia la sua parte, che è una parte di controllo, che è una parte anche di mediazione tra gli interessi, in questo caso gli interessi di una categoria e gli interessi alla salute dei cittadini. Quindi io, come cittadino, spero che presto si risolva questa cosa, per trovare eventualmente l'ambulatorio aperto. È chiaro, è quello che sperano tutti i cittadini che ovviamente in questi giorni si sono trovati ovviamente l'ambulatorio chiuso e quindi inevitabilmente i disagi per i cittadini ci sono stati. E scrive poi la Tribuna e anche gli altri giornali, comunque non ci saranno ripercussioni sulla profilassi anti-influenzale che inizierà regolarmente il 13 novembre. Quindi a prescindere insomma dall'agitazione che c'è stata in questi giorni da parte dei medici di famiglia, i vaccini sono arrivati e il 13 cominceranno regolarmente le vaccinazioni. Poi qui abbiamo la ricerca, l'indagine di Queris, troppe ore al giorno con lo smartphone, la rete non fa paura. Così muore il dialogo tra genitori e figli, Fondazione Ispirazione invita Crepè e Roberta Gallego. Insomma qui c'è tutto questo studio, questa indagine sull'utilizzo del telefonino, dello smartphone da parte dei ragazzi, da parte dei giovani, ed effettivamente insomma chiunque abbia dei figli giovani o comunque chiunque veda i ragazzini d'oggi, effettivamente le ore che passano al cellulare sono davvero tante. Certo. Aldo Cazzullo, un grande giornalista italiano, ha pubblicato qualche giorno fa un libro dedicato all'uso dello smartphone o comunque dei cellulari. Metti giù quel telefono, no? L'hanno presentato anche ieri in una scuola. Ecco. Sì, è molto interessante perché diciamo lui studia i suoi figli. Metti giù quel telefono e fa un'analisi per capire l'uso dello smartphone, ma anche per capire come gestire questo tema. L'esistenza dello smartphone, dei telefoni cellulari è un'esistenza reale, non bisogna fare i talebani, diciamo, dire no, buttiamo via questi strumenti. Certo, come in tutte le cose, come in tutte le tecnologie, è necessario partire da forme di educazione. Molto spesso queste forme di educazione non partono da dove dovrebbero partire, cioè proprio dalla famiglia, e viene delegato molto alla scuola, che peraltro ha tante altre cose di cui doversi occupare. Credo che una riflessione da parte di tutti i cittadini
i genitori, i professori, sia una riflessione assolutamente importante. Ogni strumento tecnologico richiede una cultura per utilizzarlo. Banalmente, noi tutti usiamo l'autovettura, no? Però per usarla non è che possiamo accendere l'auto e andare in strada come vogliamo e come ci piace. Abbiamo bisogno di sapere le regole, capire i pericoli, capire le opportunità. Ecco, ogni tecnologia richiede che si faccia questo lavoro di comprensione delle opportunità e dei limiti della tecnologia stessa. Quindi, insomma, una preparazione, un'educazione all'uso anche di queste tecnologie. Una educazione fatta anche nella conversazione familiare, Chiaro, cioè non è certo. che uno deve andare a scuola per imparare, chiaro, però sicuramente anche la scuola però magari qualcosa può fare in questo sicuramente. Io ricordo quando insegnavo, erano anni, non molti anni fa perché sono abbastanza giovane, ma battuta. Avevamo provveduto a una cassettina nelle aule dove si riponevano i cellulari all'inizio della mattinata e si ritiravano al termine delle lezioni. Ha funzionato abbastanza e credo che un'operazione di questo genere, gestita, voluta, sia così, potrebbe essere riproposta, via. Bene, allora ancora linea alla regia, pubblicità, a tra poco. La voce del mattino, rieccoci in diretta, 7:47, siamo qui con l'assessore Luciano Franchin, assessore alla cultura del Comune di Treviso, che sta guardando l'orologio perché ha tanti appuntamenti questa mattina, è una mattina ormai densa di appuntamenti, ne abbiamo parlato all'inizio. No, vediamo qui il rapporto, siamo sul Corriere del Veneto, parla di tasse, di multe, i trevigiani pagano le tasse meno le multe, è il rapporto della classifica pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Nello specifico si parla di multe soprattutto relativamente all'uso dell'autovettura, quasi 4 trevigiani su 10 non pagano la sanzione elevata dalla polizia locale e a proposito di multe, assessore, di ieri proprio la notizia della prima multa che è stata elevata a Treviso ad un negoziante per violazione dell'ordinanza antismog. È entrata in vigore ai primi di novembre, no? Se non al 30 di ottobre, ecco, per limitare la circolazione dei veicoli, per limitare i riscaldamenti delle abitazioni, ma anche dei negozi, no? L'ordinanza prevede che si debbano tenere le porte chiuse, non tutti lo fanno. Sì, è un peccato soprattutto non capire una cosa, che l'inquinamento si combatte consumando meno e consumando meglio. Cosa vuol dire? Consumare meno vuol dire tenere il riscaldamento nelle abitazioni, ad esempio a gradi sopportabili, tra i 18 e i 20 gradi, non di più. Questo vuol dire che meno energia viene consumata. Vuol dire non usare l'auto quando non serve, quando si possono fare spostamenti brevi, usare la bicicletta. Spostamenti dai 3 ai 5 km producono un consumo di carburante maggiore che non in proporzione di quello che si consuma facendo lunghi percorsi. Il motore deve scaldarsi, per scaldarsi consuma molto di più. Quando si è scaldato si è già arrivati e quindi si è consumato moltissimo. Poi c'è il discorso del consumare meglio.
cioè consumare meglio vuol dire anche utilizzare strumenti di consumo di energia che siano sostenibili, ad esempio meglio una pompa di calore associata a un impianto fotovoltaico, meglio un'auto che funzioni con metano, con gas o che sia ibrida o elettrica, consumare meglio, evitare il più possibile il consumo di energia proveniente da fonti fossili non rinnovabili. Questo vale per tutti, è una questione culturale, no? L'altra fonte di energia che non si dovrebbe usare perché produce PM10 e PM2,5 in misura insopportabile è la legna, le biomasse bruciate dentro macchine, cioè dentro caldaie, stufe non efficienti, hanno degli effetti sull'ambiente che sono deleteri. 2 giorni fa è stata pubblicata da un'azienda collaterale, da uno istituto di ricerca collaterale a GSE. GSE è lo strumento che governa le energie sostenibili in Italia. Questa ente collaterale si chiama RSE, ha pubblicato un report riguardante la Lombardia, ma non ci sono molte differenze, disastri per quanto riguarda la legna, disastri per quanto riguarda l'utilizzazione di riscaldamenti eccessivi, quindi veramente bisogna riflettere su questo. Molti negozi tengono aperte le case, molti negozi tengono le porte aperte. Purtroppo bisogna far capire che così non va, perché l'altro giorno passavo di fronte a un negozio e veramente usciva una sauna, un calore eccessivo. Abbiamo fatto un'operazione di convincimento. Dopo il 30, oggi siamo l'11, la polizia locale e anche i mezzi di informazione hanno spiegato che bisognava ottenere dei comportamenti adeguati. Non siamo partiti con le sanzioni il 31 di ottobre, ma c'è stata una graduale informazione nei confronti dei cittadini e adesso qualche sanzione arriverà purtroppo. Però, ripeto, è un messaggio soprattutto educativo quello che deve passare, perché poi sì, alla fine magari soprattutto se si tratta di una grande catena, spesso sono le grandi catene magari che tengono le porte aperte, 50 euro di multa forse, insomma. Sì, non sono ma dobbiamo tutti entrare in questa mentalità, veramente, è un problema culturale, è un problema di cultura, non abbiamo risorse all'infinito, non abbiamo aria all'infinito, diciamo, da poter respirare abbastanza bene, tutti devono fare la loro parte, piccola o grande, ma tutti devono fare la loro parte. E su questo sicuramente non ci sono dubbi. Noi continuiamo con le notizie della giornata, andiamo nuovamente alla tribuna di oggi, la storia senza nome per un mese, smemorato al Cafoncello giallo in corsia, l'uomo non ricordava più nulla, appello a chi l'ha visto, è stato soccorso dai vigili lo scorso 4 di ottobre, era in stato confusionale, la sua auto non si trova, forse è in qualche officina. Vedremo quindi se sarà possibile in qualche maniera riuscire a identificare questa persona che poi alla fine, ieri sera è stato identificato. Vedo qui, scrive la tribuna, si tratta di un 78enne polacco residente a Nizza, è stato identificato, però ancora restano da comporre molti tasselli della vita di questa persona. Dell'accordo sugli affitti abbiamo già parlato. Un'altra notizia, un caso questo che arriva da Ponzano, carabinieri in banca per l'eredità, intesa non vuole darmi i soldi, una donna riceve 100.000 euro dal convivente defunto, ma l'istituto non salda la cifra, davanti all'ennesimo rifiuto il suocero si arrabbia e chiama il 112, una pattuglia arriva allo sportello. E poi abbiamo il Molino della Sega, le celebrazioni del centenario, siamo
a Breda di Piave, la famosa battaglia del Molino della Sega che venne combattuta tra il 16 ed il 17 novembre del 17. Dopo il tracollo di Italiano a Caporetto è il primo successo quello della battaglia, e c'è ancora, no, a Breda il monumento che ricorda i ragazzi del 99. Sono state molte anche a Treviso le celebrazioni legate a questo centenario, Assessore, che hanno e che continueranno insomma fino al 2018 a interessare il nostro territorio, che fu purtroppo uno di quelli maggiormente interessati, soprattutto dall'ultimo anno del conflitto di guerra, che ebbe, dopo la disfatta di Caporetto, delle conseguenze devastanti insomma sul nostro territorio, con profughi, tantissimi trevigiani. Noi come amministrazione e come assessorato abbiamo fatto un programma molto importante di ricordo e di riflessione attorno a questi problemi legati alla Prima Guerra Mondiale. Un programma, tra l'altro, che ha coinvolto non solo il Comune di Treviso, ma anche e soprattutto l'intera comunità che fa capo all'IPA, cioè l'intesa programmatica d'area. Abbiamo messo insieme tanti comuni di questa IPA, sono 15 comuni che appartengono a questa organizzazione, e ciascuno, anche qualche giorno fa a Carbonella si è tenuto un altro di questi spettacoli o di queste celebrazioni. Abbiamo anche un progetto che è in atto, di cui parleremo magari un'altra volta, che è molto interessante, per il riconoscimento dei soldati caduti in guerra per ogni paese. Sarà una bella innovazione. Il 1917 è stato un anno fatidico per la nostra provincia, a seguito degli eventi a cascata, no, di questo anno, dalla rivoluzione d'ottobre alla crisi del nostro esercito, all'arrivo delle armate tedesche e austriache sui confini. Tutta la nostra realtà della Marca è stata una realtà che ha subito una pressione incredibile, e io ricordo sempre, forse bisognerebbe ricordarlo anche di più, che il 1917 è stato l'anno dei profughi. I veneti, i trevigiani, centinaia, migliaia di cittadini di Treviso, della provincia di Treviso, della Marca, sono andati profughi, lontani. L'esempio più noto, diciamo, o forse no, ma insomma vale la pena di ricordarlo: lo stesso comune di Treviso, cioè gli uffici, l'amministrazione, l'allora podestà del comune di Treviso, fu trasferito armi e bagagli, archivi, carte, uscieri, tutti quanti a Pistoia. Insieme a tantissimi cittadini, insieme a tantissimi cittadini che sono andati in giro per il mondo. Ho avuto modo di incontrare un Veneto noto, insomma, quello che tutti noi conosciamo perché lo vediamo sugli scaffali dei supermercati, l'attuale proprietario delle marmellate Rigoni di Asiago. Mi ricordava che la storia di questa sua azienda comincia quando la madre e la nonna furono costrette ad andare profughe a Varese, ma per lungo tempo, e lì impiantarono una piccola attività per la produzione del miele, dalla quale poi venne fuori quella che è l'attuale. Ecco, per dire quante sono state le storie di profughi che sono andati in giro per l'Italia. Ma il Veneto ha una storia di allontanamento dalla propria terra che forse dimentichiamo, insomma, no? L'attuale provincia di Latina, se qualcuno è andato a Latina, per esempio, vedrà che le strade di Latina portano i nomi di Vittorio Veneto, Conegliano, eccetera, perché da Vittorio Veneto, da Conegliano, dal Veneto, vennero presi molti lavoratori che andarono a fare le bonifiche
a Latina, e lì diventarono cittadini di quei luoghi, non sono più tornati, come tutta la storia dei lavoratori. Siamo in un'era già successiva questa, siamo in un'epoca... Sicuramente il 17 fu un anno tragico, e tremendo, cruciale per questo territorio. Lei accennava poco fa, abbiamo ancora pochissimo tempo, però mi piaceva insomma accennare a quel progetto del soldato. Avevamo fatto anche come redazione un servizio qualche tempo fa, e si stava cercando, no? Si stava stiamo facendo stiamo andando avanti, a che punto siamo? Siamo messi bene, perché abbiamo chiesto ai 95 comuni della provincia di Treviso di individuare nella loro comunità un soldato, non un milite ignoto, ma un soldato rappresentativo, quindi un caduto con un volto, con una fotografia, con una storia, raccontarla in una gigantografia, diciamo così, in modo che poi si possa fare una grande mostra di tutti questi volti dei soldati, e che ogni paese abbia, in un luogo che ritiene opportuno, la biblioteca, un luogo di unione dei cittadini, abbia questo volto per ricordare che cosa è stata per quel paese la guerra. E questo secondo me è un fatto importante. Un fatto importante e sicuramente molto bello, anche che può in qualche maniera coinvolgere anche le giovani generazioni. Certo. In questo si sta facendo molto nelle scuole in occasione proprio del centenario, per far sì che i giovani imparino, e non solo nel libro quella che è la storia che comunemente insomma tutti abbiamo studiato. Dobbiamo sopperire alla progressiva mancanza di testimonianze dirette dei nonni, dei bisnonni, no? Ed è un compito che credo anche le amministrazioni comunali si debbano prendere, oltre che la scuola e i genitori, perché è venuta a mancare progressivamente questa filiera, no, di comunicazione tra l'anziano e il giovane. Qualcuno deve integrarla, cerchiamo di farlo. Bene, Assessore, io la ringrazio per essere stato qui con noi questa mattina. Sono le 8:02, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, ci rivedremo tra poco con un altro ospite, dovrebbe arrivare l'onorevole Simonetta Rubinato. Noi proseguiamo intanto poi con la lettura dei quotidiani e le notizie di oggi. Grazie ancora, grazie Assessore, a voi e grazie a tutti gli ascoltatori che hanno seguito questa trasmissione sempre interessante. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
Rieccoci in diretta, la voce del mattino, rassegna stampa, lettura dei quotidiani e commento di quelle che sono le principali notizie della giornata. È arrivata qui con noi la seconda ospite di questa mattinata, l'onorevole Simonetta Rubinato. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Onorevole, allora volevo commentare subito con lei la notizia che vediamo in prima pagina di tutti i giornali oggi, che sicuramente dà una notizia che sta molto a cuore a tante persone del nostro territorio. No? L'Asse in Parlamento spunta il fondo salva risparmiatori, ultima speranza per gli ex azionisti traditi, emendamento bipartisan, subito 150 milioni, è approdato quindi al Senato questo emendamento alla legge di stabilità, firma del senatore, anzi di bilancio oggi si chiama, di bilancio, che è stato firmato dal senatore Santini, attorno al quale insomma si sta raccogliendo, sembra un consenso bipartisan, per l'istituzione di un fondo per i risparmiatori traditi dalle ex popolari venete. Onorevole, sì. Allora di che cosa si tratta, di cosa stiamo parlando? È un passaggio molto importante su cui da tempo si stava lavorando, c'erano diverse richieste di noi parlamentari del territorio, ordini del giorno, l'ultimo votato in occasione della conversione del decreto sulle popolari venete, sulla loro liquidazione, grande impegno delle associazioni, anche dei consumatori che chiedevano giustizia, perché questo è veramente un tema di giustizia. Dopo quello che sta emergendo anche dalla commissione d'inchiesta sulle banche, e cioè le falle nel sistema di vigilanza e le stesse contraddizioni che sono emerse tra le due autorità di vigilanza, Consob e Banca Italia, è evidente che noi ci troviamo di fronte non alla perdita del valore economico da parte di azionisti che avevano il profilo adeguato per fare un investimento a rischio, ma ci troviamo di fronte a risparmiatori, ci sono anche gli azionisti, cioè quelli che hanno comprato azioni di Veneto Banca e avevano il profilo adeguato per correre questo rischio, i quali, come dire, non dovrebbero essere oggetto di questo risarcimento, ma ci sono tantissimi risparmiatori, piccoli risparmiatori, che sono stati ingannati, che non avevano il profilo per comprare queste azioni, che sono stati ingannati nel collocarle, dandole come dire, degli strumenti finanziari assolutamente sicuri, e che hanno perso i risparmi di una vita. Ecco, queste non avevano nemmeno proprio la consapevolezza. Esatto, quindi siamo di fronte al caso tipico previsto dalla nostra Costituzione. Il risparmiatore, il risparmio va tutelato, anche perché non c'è solo la perdita economica di queste persone, ma c'è la perdita di un capitale fondamentale per qualsiasi società e per qualsiasi economia, quello della fiducia. E qui era saltata la fiducia e anche il senso di avere giustizia dallo Stato, perché liquidate le due banche, nel caso delle due popolari, i risparmiatori, gli azionisti risparmiatori, cioè coloro che tra gli azionisti avevano il profilo dei risparmiatori e non degli investitori, si sono trovati senza strumenti di giustizia, cioè dove vanno a chiedere il risarcimento se anche fosse riconosciuto che sono stati truffati. Quindi serviva questa risposta che viene all'inizio dell'esame della legge di bilancio al Senato, quest'anno comincia dal Senato, e viene dopo che Renzi, arrivato in Veneto nei giorni scorsi, ha trovato anche le contestazioni dei risparmiatori fuori e ha anche incontrato sul treno dei risparmiatori truffati, insieme anche con delle associazioni dei risparmiatori, in particolare il Codacons, e ne hanno ragionato ed evidentemente il Premier ha capito che era necessario dare una spinta finale. L'ex Premier, hai ragione, scusami, sì, Renzi, il segretario del PD, ha dato quella spinta politica che mancava e che serviva perché il governo, il ministro Padoan, desse il via libera a questa proposta che era stata da tempo invocata da noi parlamentari, dal sottosegretario Baretta. Ecco, abbiamo una telefonata di un nostro telespettatore, sentiamo. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Claudio di Marano. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Prego. Sì, no, volevo dire che il governo pecca di fatalismo, nel senso che si trovano davanti alle cose che succedono, ma in realtà bisogna prevenirle e non curarle.
per curare questa cosa delle banche bisognava già molti anni fa andare in Europa e dire che c'è una concorrenza sleale all'interno già dell'Europa per quanto riguarda il lavoro, perché non hanno distribuito i diritti, come il diritto della paga base. Se tutte, tipo la Bulgaria, molte valvole che vengono lavorate in Italia vengono semi-lavorate in Bulgaria per esempio, altre cose vengono lavorate in Polonia. Questa cosa che manca il lavoro ha portato un disfacimento dell'economia, perché le banche si sorreggevano anche sui mutui e molta gente adesso è in pericolo. Il discorso del pericolo è quello di come andrà a finire con questa storia delle banche che hanno questi esposti. Va bene, grazie. Bisognava già molto tempo fa andare a pretendere in Europa che vengano distribuiti i diritti, che ci siano stati, che tutta Europa avesse avuto diritti e paga base uguale per tutti, no queste concorrenze sleali. È questo che è successo. Quindi lei dice sta tutto a monte, insomma, bisognava prevenire prima. Allora, i statisti si chiamano statisti non perché si trovano le ammazzate in testa e poi dicono aia, perché sanno prevenire. Certo. Allora, grazie mille per averci seguito, grazie. Allora, il discorso è molto più generale, quello che ha fatto il signore, che non rispetto alle banche. Rispetto alle banche, la riforma delle popolari, do prima una risposta lì, la riforma delle popolari doveva arrivare molto prima probabilmente, però ci sono state fortissime resistenze anche nelle legislature precedenti perché questo avvenisse. Però è vero, questo doveva avvenire prima e il governo che si è assunto la responsabilità di farlo si è preso anche, devo dire, le critiche forti di chi ha detto che questo non doveva essere fatto in questo modo. Però vorrei ricordare al signore più in generale che non è tanto una questione di non avere gli stessi diritti in Europa, il tema è che l'Europa non è uno Stato federale, è un'unione di Stati. È un disegno politico un po' particolare che ha dato benessere e pace al continente europeo per tantissimi decenni dopo 2 guerre mondiali, che come dire, fa crescere i nostri giovani in una visione completamente diversa di cittadini d'Europa, che dà grandi opportunità, perché non dimentichiamo che molti che qui non riescono a trovare risposta al loro desiderio di realizzarsi vanno in Europa, quindi è anche un'occasione di opportunità, ma quella parte, come dire, a volte matrigna dell'Europa che noi vediamo, dobbiamo anche fare autocritica, e lo dico anche se io come dire, non ho alle spalle decenni di politica, sono arrivata anche abbastanza tardi, ma va detto, gli stati in Europa sono ancora stati sovrani, non hanno ceduto porzioni importanti di sovranità e questi stati hanno la responsabilità dei governi che per decenni li hanno governati, e in Italia questo ha portato, cioè l'Italia ha un problema, ha il problema di un debito pubblico enorme che è dovuto a una gestione che dagli anni 80 in avanti ha portato a riconoscere diritti a tutti a fronte di una spesa pubblica che non veniva controllata, anche diritti che oggi non troviamo più giustificati, no? Faccio sempre l'esempio, per esempio, di pensioni date a chi era giovanissimo. Quelle sono cose che la finanza pubblica, che noi con le nostre tasse continuiamo a pagare. Investimenti non produttivi, ecco, assunzioni di decine di migliaia di persone nella pubblica amministrazione solo per assistenzialismo e non per altro. Dove non ce n'è effettivo esatto, bisogno. Per cui questa montagna di debito che si è creata, oggi l'Europa ci chiede di ridurlo e quindi noi, come dire, siamo gravati anche della responsabilità di politiche fatte per decenni che purtroppo ci penalizzano oggi. Ma oggi cosa dicono i tedeschi? Io non voglio mettere in solidarietà il debito degli italiani, perché non è giusto, devono mettersi a posto i conti. Ora, questo da una parte è egoismo, sì, da una parte non è la solidarietà che ci dovrebbe essere in Europa, ma dall'altro non possiamo neanche dire che in fondo qualche ragione ce l'hanno, dobbiamo fare i compiti a casa. Ecco, quindi il tema difficile, ostico del nostro Paese, che ci ha visto affrontare una crisi, quella del 2008, e ne stiamo uscendo per ultimi, la ripresa finalmente è arrivata, ma siamo ultimi in Europa anche nella ripresa, è dovuta a difetti strutturali, a deficit strutturali di questo Paese, l'ho detto prima, il debito pubblico, una crescita
che era stitica anche prima della crisi perché la produttività in Italia ristagna da tempo, riforme strutturali non fatte per rendere più moderna per esempio la nostra pubblica amministrazione, più efficienti i rapporti di lavoro tra imprese e lavoratori, cioè noi abbiamo comunque dei compiti a casa che non sono stati fatti bene, non è solo colpa dell'Europa, ecco che l'Europa poi per i nostri giovani, tanti nostri giovani, è per fortuna anche un'opportunità. Ecco, allora noi ci fermiamo per la pubblicità, qualche istante, tra poco torniamo in diretta per continuare a parlare di questo tema. A tra poco, linea alla regia. Per cominciare. Ecco, rieccoci in diretta, la voce del mattino, siamo qui in studio con l'onorevole Simonetta Rubinato, stavamo parlando delle ex banche popolari del Veneto, dei fronti aperti e soprattutto di questa notizia che è arrivata oggi, che sicuramente è una notizia molto buona per tutti i risparmiatori truffati, e cioè la decisione della creazione di un fondo per le vittime del credito. No? Vediamo qui sul Corriere gli azionisti traditi quindi tornano a sperare, asse bipartisan in Parlamento, almeno 150 milioni di euro in 3 anni, chi avrà diritto e chi no ai rimborsi. Allora passiamo alla tribuna perché risponde immediatamente a questo quesito: chi avrà diritto e chi no. I destinatari sarebbero tutti i risparmiatori ingannati con richiesta di ammissione al passivo accertata, e sono già oltre 10.000 i richiedenti. Onorevole, quindi insomma riusciranno finalmente questi veneti a riportare a casa qualcosa dei loro risparmi? No, non sarà tutto facilissimo ovviamente, perché bisognerà anche spalmare le risorse in più annualità, però si mette in pista un percorso, un binario, uno strumento, ecco, uno strumento che non c'era e di cui avevamo assolutamente bisogno, perché senza questo strumento non c'era proprio speranza. Ripeto, con un gravissimo danno a tantissime famiglie che sono state ingannate e che non hanno avuto la tutela che dovevano avere dal sistema di vigilanza. Quindi ci sono responsabilità delle autorità di vigilanza, ci sono anche responsabilità, come ho detto prima, nei ritardi nel fare la riforma delle popolari, che sono della politica, e non è giusto che paghino i risparmiatori. La nostra Costituzione peraltro impone la tutela del risparmio, quindi credo che questo risultato sia utile anche allo Stato, uno perché riguadagnare la fiducia nell'economia da parte delle famiglie, dei risparmiatori è fondamentale per la crescita. Due, perché queste comunque famiglie, questi risparmiatori avrebbero cercato in ogni caso giustizia con un contenzioso pazzesco nei confronti delle banche a liquidazione, intasando i tribunali, intasando anche secondo me la Corte Costituzionale, chiedendo appunto di riconoscere l'illegittimità costituzionale di alcune norme che precludevano loro la tutela, o anche in sede europea, per cui bene che si sia messo in campo, è fondamentale. Ora bisogna farlo funzionare bene, quindi sarà molto importante, oltre che costruirlo e scrivere bene la norma, farlo funzionare, monitorare anche il funzionamento, in modo che, come sempre, quando il Parlamento fa una norma poi c'è bisogno di dare attuazione a quella norma, magari ci sono dei provvedimenti che devono fare i ministeri, in questo caso bisognerà anche stabilire questa commissione presso l'autorità, no? Come funzionerà, fare in modo che tutto venga attuato nei tempi più celeri possibile, e che le risorse che adesso si metteranno sui giornali, sto leggendo 150 milioni in 3 anni, siano poi via via, mano a mano che si liquidano gli NPL eccetera, siano integrate in modo adeguato e sufficiente, in modo che la risposta arrivi, ma arrivi anche in tempi ragionevoli, insomma, ai risparmiatori. Allora abbiamo una telefonata di un nostro telespettatore. Pronto, buongiorno, chi parla? Buongiorno a tutte e due, e la mia stima incondizionata all'onorevole Rubinato. Grazie. La mia stima grandissima per l'onorevole Rubinato. Sarò sintetica. Onorevole Rubinato, cosa ne pensa della pubblicità di Montepaschi di Siena in Rai e nelle televisioni di Stato? Chi pagherà
questa pubblicità, e quel che è peggio c'è la pubblicità anche di una banca francese. Chi pagherà queste pubblicità? La pagheremo tutti quanti oppure la pagheranno solo i clienti di queste banche? Un'altra cosa, Milena Gabanelli stamattina diceva che la casalinga di Padova e il pompiere di Rovigo non potevano sapere che andavano incontro a tutte le malefatte delle banche. Io avrei evitato di mettere Padova e Rovigo, cara Milena Gabanelli, avrei semplicemente detto la casalinga e il pompiere, senza specificare che erano di Rovigo o di Padova. Poi un'ultima e sintetica provocazione. Onorevole Rubinato, prima o poi dovrete prendere in considerazione tutto questo andirivieni di migranti. Sentivo Meluzzi questa mattina dire che loro sono in tanti, procreano in tanti e per questo devono spostarsi. Io chiedo a voi politici, non per questo devono invadere tutto il mondo, o sbaglio? Grazie. Grazie signora, buona giornata. Allora tanta carne al fuoco sì. ha messo la signora. Allora, ho visto anch'io la pubblicità del Monte dei Paschi di Siena e devo dire che colpisce, perché la prima volta che la vedi sembra parlare d'altro e poi alla fine scopri che stiamo parlando della banca del Monte dei Paschi di Siena. Allora, capisco e ha colpito anche me questa pubblicità, però bisogna sempre ricordare, quando stiamo parlando di un istituto di credito, così come adesso abbiamo parlato delle nostre banche, il fatto di salvare il Monte dei Paschi è stato un intervento che lo Stato ha fatto non per fare un favore a chi aveva mal gestito quell'istituto, in parte anche con collusioni nella politica, ma per salvare le tantissime persone, i tantissimi risparmiatori che ci sono dietro una banca. Lì in quel caso non c'è stata la liquidazione, che sarebbe stata ancora più disastrosa rispetto a quella delle banche venete, ma c'è stata l'entrata dello Stato sostanzialmente come azionista per mettere a posto le cose. Allora, lo Stato in questi casi entra in queste banche, però lo fa per risanarle e quindi deve anche averne un ritorno alla fine, cioè i contribuenti non devono, oggi le regole europee sono molto severe in questo, non si possono regalare i soldi ai banchieri, ecco, questo è abbastanza chiaro. Io spero che MPS sia risanata e si riprenda, perché è un interesse del Paese, non è un interesse dei banchieri. La pubblicità da chi sarà pagata? Sarà pagata da Monte dei Paschi di Siena, quindi dagli azionisti, dalla banca, sarà pagata dalla banca. Tra gli azionisti c'è anche lo Stato. L'altra domanda qual era? Era quella sui migranti, mi pare. Sì, aveva fatto un accenno alla casalinga di Rovigo, al pompiere di Padova. Allora, io adesso non so cosa fosse l'intenzione della Gabanelli e non ho visto le dichiarazioni di programma, per cui non so dare una valutazione. Presumo che abbia voluto semplicemente dire che, siccome si parlava di banche venete, si è riferita a una casalinga e a un operaio del Veneto, probabilmente, però non saprei darle una risposta perché non ho ascoltato la trasmissione come lei, quindi non voglio sfuggire alla risposta, ma non voglio pensare che fosse un modo per come dire, minimizzare la questione. Sulla questione invece, dunque, migrazioni. No, sono cambiate le cose, siamo passati da una situazione effettivamente, almeno all'apparenza ingovernata, a una situazione governata, con difficoltà non da poco, perché con l'Europa che dice fate voi, con la Libia che sponsorizzava le partenze, con un territorio dall'altra parte del Mediterraneo senza controllo di uno Stato, è un po' difficile controllare un fenomeno come questo con criminali che ci guadagnano. Che se lo possa fare da sola l'Italia mi pare evidente che non è possibile, però il cambio di rotta con il ministro Minniti mi sembra altrettanto evidente, cioè il ministro Minniti e il governo hanno
hanno, come dire, preso atto, l'hanno dichiarato nei fatti che non si poteva continuare come si stava continuando a fare, hanno da un lato con autorevolezza chiesto in Europa impegni in Europa maggiori, hanno aperto canali di trattativa e di interlocuzione con le autorità libiche, hanno dato loro anche degli strumenti e ora il fenomeno si sta governando. Parlo per la provincia di Treviso, che è quella di cui ho i dati, sostanzialmente si sono quasi pressoché azzerate negli ultimi mesi le partenze, in provincia di Treviso sono anche diminuite di qualche centinaio le unità dei migranti presenti, quindi si sta cercando di governare il problema, cosa che non è facile e nessuno ha la bacchetta magica, però sicuramente bisogna governarlo, perché in questo modo gestito, come dire, subito è un problema per un paese, come l'Italia lo sarebbe per qualsiasi paese. Sicuramente. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, parla Mirko di Padova. Buongiorno. Mirko. Volevo fare i complimenti per la trasmissione e in particolare per il vostro ospite. Grazie. Illustre ospite, che io ritengo una persona che l'ha Rubinato per me sta vedendo i tempi che cambiano. Io non sono del suo partito, però posso dirle una cosa. Se lei fosse portata dal PD in posizione molto più avanzata, io sono convinto che il PD comincerebbe ad avere delle persone che darebbero fiducia alla gente. Le faccio i complimenti per ieri che era presente alla discussione per l'autonomia del Veneto, dove abbiamo visto che sono mancati tantissimi politici veneti. Questo dimostra che questi signori, indipendentemente dall'idea politica, non hanno capito che un popolo o la gente è andata a votare per un cambiamento. Non si sono accorti che c'è un cammino lento e graduale verso un nuovo orizzonte, dove che indipendentemente dal colore politico bisogna capire che c'è un cambiamento. Forse lei è una delle persone che non so il come, perché lei si è informata o è più in mezzo alla gente o vive la realtà della vita di tutti i giorni, ha capito che c'è questo cambiamento. E poi diciamo sempre, ma se avessi capito prima che si cambiavano le cose avrei agito in maniera diversa. Io le faccio i complimenti perché indipendentemente dal colore politico lei è sempre presente e attenta al Veneto. Buon lavoro. Ringrazio, guardi, non so cosa dirle veramente, Grazie. mi ha quasi commosso, grazie. È un suo grande ammiratore. Sicuramente ha posto l'accento su una cosa che è stata molto sentita nel territorio, no? Ieri c'è stata la discussione sull'autonomia e veramente in pochi parlamentari si sono presentati. Vuol dire che non hanno capito, come testimonia il nostro telespettatore? Che succede? Allora, se fossimo andati tutti probabilmente non ci stavamo neanche dentro l'aula dove si sono tenute le audizioni, adesso che effettivamente oltre una settantina, ecco, in realtà eravamo mi pare in 7. Quello che è importante secondo me è che ci fossero soprattutto rappresentate tutte le forze politiche, c'erano le principali, ecco, quindi sostanzialmente per un'audizione fossimo stati sentiti tutti sarebbe stato effettivamente, insomma, qualcuno di più di 7 me lo sarei aspettato anch'io, non so, ecco, questo lo devo dire. Niente, però insomma, chi c'era ha cercato di portare un contributo. Adesso grosso del lavoro, in realtà le nostre audizioni come dire, hanno portato un punto di vista che è quello nazionale rispetto al lavoro che sta facendo il Consiglio regionale. È un lavoro che secondo me deve vedere fortemente uniti in questo percorso le forze politiche del Veneto e anche a livello nazionale, perché bisognerà costruire anche alleanze a livello nazionale per arrivare alla fine di questo percorso e avere molte capacità di stare al tavolo negoziale. Io personalmente ho detto in questo, probabilmente anche nel mio partito ci sono state posizioni e sfumature diverse, sono emerse anche ieri. Io ho ribadito il fatto che avendo il Veneto alle spalle un referendum che ha avuto il risultato che ha avuto, ne è stata dimostrata proprio in modo evidente la specialità. Cioè,
la Lombardia il referendum non ha avuto lo stesso risultato, potrei dire che è vero che per la Lombardia il referendum è stato inutile. Potremmo anche dire che si potevano anche risparmiare le risorse per la Lombardia, ma lo dico senza polemica, e fare quello che ha fatto l'Emilia Romagna. Infatti la Lombardia si è, come dire, alleata in questa partita con l'Emilia Romagna, ma il risultato in Veneto apre orizzonti diversi. E anche in questo, anche nella partecipazione, il Veneto ha dimostrato la propria specialità. Si è detto, chi sosteneva che si criticano, non solo gli astensionisti, si è detto il referendum non serve a nulla, sono soldi sprecati, si può iniziare la trattativa lo stesso, guardate l'Emilia Romagna, l'hanno detto anche nel mio partito. Io questo ieri ho sottolineato come sia assolutamente contestabile. Il fatto che su un quesito che sembrava generico, in una domenica di intemperie, sia andata a votare così tanta gente e la percentuale sarebbe ancora più alta se non dovessimo tener conto degli elettori AIRE, residenti all'estero, che non hanno potuto votare perché non potevano votare, avremmo superato il 60%. Ci sono state le code ai seggi. Pensiamo a Belluno, il risultato di Belluno, dove c'è una percentuale altissima di residenti all'estero. Questo referendum ha dato la possibilità di far emergere la voce dei veneti, non di una forza politica, perché il numero di gente che è andata a votare è stato superiore al numero di persone che sono andate a votare per tutte le coalizioni politiche nel 2015, cioè vuol dire che ha mobilitato di più il referendum che non tutti i partiti messi insieme alle ultime elezioni regionali. Quindi il tema è stato confermato, quello che io ho sempre sostenuto e pensato, proprio perché sto in mezzo alla gente, vivo in Veneto, quello che io dicevo quando ho presentato l'emendamento sulla specialità alla riforma costituzionale. Il Veneto, per sua, come dire, sentiment, natura, esigenza di autogoverno, per il fatto che è collocato tra due regioni a statuto speciale nel nord-est del paese, ha bisogno di un vestito di specialità. Dopodiché questo vestito di specialità oggi l'abbiamo, come dire, fatto emergere attraverso il referendum, che non è stato inutile, e quindi è anche corretto che la strada che segue il Veneto sia diversa da quella che segue l'Emilia e Lombardia. Ne riparliamo tra pochissimo, onorevole, perché la regia chiama la pubblicità già da qualche minuto, quindi pubblicità, e restate con noi. Ecco la voce del mattino, rieccoci in diretta con la rassegna stampa, il commento delle principali notizie della giornata, il contributo delle vostre telefonate naturalmente sempre ben accette, i numeri ora la regia li manderà in sovraimpressione. Ospite qui con noi l'onorevole, eccolo qui, 0422 162 26798 per telefonare, ospite qui con noi l'onorevole Simonetta Rubinato. Stavamo parlando appunto di autonomia, ieri c'è stata questa discussione, si diceva ora è necessario costruirlo questo abito su misura per il Veneto, per far sì che non sia inutile il voto e l'espressione che c'è stata così massiccia. Il voto ha posto sul piatto la questione Veneto, cioè la domanda di una risposta politica che da decenni questo territorio chiede. Ne sono testimonianza le richieste di migrazione di comunità intere, cioè il Veneto è l'unica regione che ha 18 comuni che hanno fatto referendum dal 2005 ad oggi, vinti con grandi maggioranze, per andare migrare dal Veneto al Friuli Venezia Giulia o molti di più ancora al Trentino Alto Adige. Quindi il problema c'è e la politica per decenni, come dire, non ha trovato la risposta adeguata, salvo i fondi di confine che un po', come dire, hanno alleviato le disparità, perché stiamo parlando di veri e propri divari economici con il Trentino Alto Adige, mentre dalla parte del Friuli Venezia Giulia a un certo punto il fondo di confine non è stato più rifinanziato e quindi ci troviamo per esempio dopo domenica, lunedì alla Camera arriva al voto il distacco di Sappada dal Veneto per passare al Friuli Venezia Giulia, e se la Camera voterà a favore, siccome il Senato ha già votato sì, il Veneto perde Sappada, perde tra l'altro le sorgenti del Piave. Io sono assolutamente rispettoso del voto dei sappadini per andare in Friuli Venezia Giulia, bisogna sempre rispettare manifestazioni di volontà dei cittadini, stiamo tra l'altro parlando del referendum per l'autonomia, ma la domanda che mi faccio è: ci sarebbe stato un referendum nel 2008
se il Veneto non avesse gli stessi strumenti e le comunità del Veneto avessero gli stessi strumenti che hanno le comunità che hanno nelle regioni a statuto speciale? E io credo, mi rispondo di no. Quindi la politica deve dare una risposta, al di là della questione di Sappada, a tutte le comunità, in particolare del Bellunese, ma non solo, che lamentano questa disparità. Allora, cosa succede? Dopo molti comuni del Veneziano, molti comuni del confine, non solo del Bellunese, ma poi dopo la crisi, dopo la grande crisi economica e la recessione che abbiamo avuto, che è stata quasi, come dire, con le conseguenze di una guerra, sono tantissimi comuni, non solo del Bellunese ma anche della pianura, che hanno fortissime difficoltà a rispondere ai bisogni dei loro cittadini, a fare investimenti poi anche per le politiche di rigore, insomma, sulla finanza pubblica, che molto si sono scaricate sui territori Italia. Certo, la interrompo, abbiamo un altro telespettatore che ci telefona. Pronto, buongiorno, chi parla? Buongiorno Marta, buongiorno onorevole Donato, sono Domenico da Treviso e la vedo con piacere, onorevole, e ascolto il suo dialogo estasiato. È un senso di ammirazione perché l'ho vista impegnata presso la Regione Veneto per portare avanti le nostre istanze che abbiamo votato come popolo veneto. La ringrazio per tutto il suo impegno che fa per noi. E soprattutto le dico subito, come le ha detto il telespettatore precedente, anche se non sono dalla sua parte politica, le persone che fanno del bene devono essere sempre ammirate. Buon lavoro e grazie. Grazie a lei. Grazie. Ecco, ancora più motivi per continuare a combattere, allora, grazie della vostra stima. Spero di esserne all'altezza, davvero. Allora, quindi il referendum è stata una pietra miliare, da lì non si muove quel risultato, è un risultato scolpito nella pietra per tutti i governi regionali a venire e per tutti i governi nazionali a venire. Ora però non basta il risultato del referendum, la politica deve fare la sua parte. Quindi io condivido il fatto che si dica che la proposta della giunta regionale, del Consiglio regionale del Veneto, della maggioranza, diciamo così, di chi la governa la regione perché eletto dai cittadini, sia il modello Trento. Mi va bene, perché il modello Trento è un modello che funziona, perché, come diceva Giorgio Lago negli anni 90, lui diceva il minimo sindacale dell'autonomia per me è l'autonomia di Trento, addirittura lui diceva di Bolzano, perché è il posto dove lo Stato è meno presente e le cose funzionano meglio. Ricordiamo che per esempio a Bolzano è il posto dove si fanno più figli in Italia ancora, quindi posto meraviglioso. Ora, la domanda che ho posto ieri in Consiglio regionale è stata questa. Noi prendiamo, come dire, come punto di riferimento l'autonomia di Trento perché è un modello o perché è un privilegio? Se è un privilegio allora non va bene, ma non va bene neppure che ce l'abbia Trento il privilegio, perché il privilegio è qualcosa di odioso, vuol dire che qualcuno ce l'ha perché nasce lì e qualcuno non ce l'ha. Qualcun altro no, e quindi andrebbe allora abolito per tutti in questo caso. Esattamente, no? Se invece è un modello di autonomia responsabile, e mi pare che l'abbia riconosciuto, io sono stata a Trento nel 2016, loro fanno ogni anno la festa dell'autonomia, e in quell'occasione arrivano gli esponenti principali del governo italiano, nazionale. In quel caso, quando sono stata io, c'era l'allora ministro degli esteri Gentiloni, no? Ma c'è andato anche il premier Renzi. Ecco, quando si va in queste occasioni, gli stessi ministri del governo italiano, lo stesso premier italiano, il Presidente della Repubblica, riconoscono che quello è un modello, quindi vuol dire che se è un modello ed è virtuoso può diventare un punto di riferimento per altri che sono in grado di fare altrettanto. Quindi io dico, bene che ci sia un modello, perché se è un privilegio allora, scusate, discutiamo delle modifiche da fare da quell'altra parte. A questo punto, come Veneto, mettiamo in campo, questo è quello che insomma si sta facendo, un disegno di legge, quello che ha deciso di fare il Consiglio regionale, farà, perché adesso hanno votato in commissione da quello che ho capito ma devono andare in aula, una proposta di legge che chiede tutte le materie che è possibile chiedere in base alla Costituzione oggi, che sono 23, più le risorse necessarie a gestirle. Qui c'è una discussione, perché la giunta regionale, Zaia dice 9 decimi, li ama a Trento, li vogliamo anche noi.
Il mio partito, il PD in particolare nel gruppo consigliare regionale, dice no, ma questa è propaganda, perché i 9 decimi non li avremo mai, bisogna discutere delle materie più che dei denari, perché se no sappiamo che ci sarà detto di no e quindi torniamo a casa con le pive nel sacco e deludiamo i veneti. Quindi la preoccupazione del Partito Democratico del Veneto è anche legittima. Però io dico che è un finto, come dire, questo è un ragionamento, sia quello dei 9 decimi, sì, che quello dei 9 decimi, no, è un ragionamento un po' inutile. Il tema è: vogliamo il modello Trento, chiediamo di gestire con risorse che rimangono sul territorio 23 materie, perché vogliamo dimostrare che le gestiamo bene, meglio, in modo efficiente. Alla trattativa sul tavolo con lo Stato diremo: queste materie oggi che cosa costa allo Stato gestirle? Quantifichiamo le risorse che oggi lo Stato spende in Veneto. 9 decimi no, o aspetta, no, non è finito, ma io dico, queste sono le risorse che oggi spende, bene, le tratteniamo sul territorio. Domanda numero 2, ci sono in questa materia, sta spendendo troppo poco oggi lo Stato in Veneto rispetto a quello che spende in altre regioni, anche ordinarie? Siamo un po' penalizzati in alcuni settori? Sì, bene, vediamo qual è il costo standard per gestirle in modo adeguato e quindi ci possono essere anche, come dire, un gettito aggiuntivo che possiamo trattenere come compartecipazione, perché fino ad oggi in quella materia eravamo penalizzati. Quindi il tema vero è: non mi interessa se sono 8, 9, 10 o 6 decimi, ma che in Veneto rimangano tutte le risorse necessarie a gestire bene tutte quelle funzioni. Questo è il tema, secondo me. E lo Stato in questo caso, secondo lei, quindi non andrebbe a perderci come sarebbe nei 9 decimi, ma dovrebbe, insomma, dunque, potrebbe avere anche il vantaggio che le cose finalmente vengono gestite meglio. Esattamente. No? E poi scusami, pubblicità, un attimo, ne parliamo subito dopo. Pubblicità e poi ritorniamo in diretta. A tra pochissimo. Sempre. La voce del mattino, rieccoci in diretta, ultima parte della trasmissione prima di chiudere, qui con noi l'onorevole Simonetta Rubinato. Stavamo parlando dell'autonomia, di quello che si è detto ieri in commissione. C'è qualcosa, l'ho interrotta prima per lanciare la pubblicità. No, sì, dicevo che trattenere sul territorio le risorse adeguate, quelle corrette, giuste per gestire tutta una serie di funzioni, significa anche sostenere la crescita dell'economia e della società veneta, cosa che va a vantaggio dell'intero paese. Nel fare tutto questo percorso bisognerà comunque però cercare delle alleanze, perché fare un'intesa con il governo su 23 materie, molte molto pesanti, provate solo a pensare cos'è il trasferimento dell'istruzione, è una questione che richiede dossier approfonditi, studio dei numeri e soprattutto poi richiede, una volta raggiunta l'intesa, con un lavoro veramente grande di conoscenza dei dati, dei numeri, di tutti gli aspetti di ogni settore, richiede un'alleanza in Parlamento tra le regioni, secondo me almeno quelle più virtuose, perché bisogna farla approvare una legge in Parlamento e va approvata con la maggioranza assoluta. Quindi oltre ai tempi, certo, se noi pensiamo di fare i primi della classe o quelli che vogliono distinguersi dagli altri, io ho detto prima, il nostro è un percorso che è giusto che sia distinto per il risultato referendario, ma questo non va sfruttato in modo polemico contro le altre regioni. Ci deve essere una grande alleanza, l'ha detto anche il Presidente di Trento recentemente, ci deve essere una grande alleanza tra le regioni che possono gestire meglio interi settori sul territorio con risorse che vengono lasciate alle regioni, che poi a loro volta all'interno, voglio dire, della regione, non è che tutto deve farlo la regione, va anche all'interno della regione gestita la sussidiarietà. Però, siccome vedo quel titolo, vorrei precisare una cosa che anche ieri e anche in audizione alla Camera ho detto al Presidente Zaia, ho suggerito al Presidente Zaia, che questa settimana è venuto nella bicamerale federalismo per un po' raccontare il percorso del Veneto. Autonomia, pronto il libro dei sogni. Ecco, chiedere 23 materie con le necessarie risorse potrebbe essere un libro dei sogni. Qualcuno, ho detto il PD prima, dice attenzione che ci svegliamo
e magari ne restiamo anche delusi. Ecco, perché non sia il libro dei sogni, ma sia qualcosa di molto concreto, anche perché io dico, la politica adesso è una grande responsabilità, ha creato delle aspettative in Veneto, adesso bisogna dare dei risultati concreti, e quindi perché non sia un libro dei sogni? Uno, ripeto, studio approfondito dei dossier. 2, alleanza, anche ricercare alleanze con altre regioni e fare un lavoro di grande unità tra le forze politiche che ci credono, perché questo è un percorso costituente, non è la battaglia politica quotidiana. Ed è quello più lungo, diciamo, esatto, ovviamente, ed da realizzare. È un discorso più lungo, perché discutere 23 materie, insomma, io credo che sarà chiusa un'intesa così, se sarà chiusa lo sarà soltanto nella prossima legislatura, non credo che, adesso andiamo sul disegno di legge di bilancio, si chiude a dicembre con la sessione della manovra, insomma, di bilancio, e dopo il Parlamento poco lavoro avrà perché saranno sciolte le Camere, quindi si avvierà un negoziato, ma non si arriverà all'intesa, tantomeno all'approvazione della legge in Parlamento, quindi passerà alla prossima legislatura. Però nel frattempo, secondo me, ecco il suggerimento che ho dato al Presidente Zaia, proviamo un doppio binario, questo della legge rinforzata, che richiederà tempo per avere una specie di mini statuto della specialità veneta, non in forma di legge costituzionale ma di legge rinforzata, ma chiudere da subito alcune partite con la forza del referendum dei veneti dietro. Esempio, cioè sfruttare subito l'ondata di consenso che c'è sfruttare anche la disponibilità che ha dato il governo, perché comunque questo governo ha dato la disponibilità a Emilia Romagna e a Lombardia di trattare una serie di materie subito, quindi se hai un governo disponibile dall'altra parte prova a incassare subito qualcosa. Che cosa? Faccio un esempio per tutti. Dentro all'istruzione c'è una partita che è specifica del Veneto in modo particolare, quella delle nostre scuole materne, dell'infanzia, che fanno fare un sacco di risparmio allo Stato perché accolgono 81.000 bambini. Stiamo parlando delle paritarie, esatto, no? delle scuole dell'infanzia parrocchiali, per capirci. Presentissima nella nostra regione, esatto. Molto meno la regione Veneto è l'unica che ha il 65% dei bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano queste scuole. Lo Stato, un bambino, il servizio della scuola materna costa allo Stato, o meglio alla provincia di Trento che ha le risorse al posto dello Stato, 6.000 euro l'anno. Allo Stato una scuola materna statale, un bambino, il servizio erogato costa 5.700 euro l'anno. Lo Stato in Veneto per questi bambini mette 500 euro l'anno, 1 a 10. Quindi questo è un settore sul quale subito le famiglie vedrebbero la ricaduta positiva. Bene, allora perché non si chiude subito, in questi mesi, la partita, il dossier su queste scuole materne? Chiediamo subito il trasferimento di questa delega con le risorse adeguate a gestirla. Una parte è quelle che già lo Stato spende in Veneto, ma questo è esattamente uno di quei settori in cui non bastano, cioè troppo poche sono le risorse in Veneto spese per le nostre scuole materne, e quindi il Veneto potrebbe chiedere, il Presidente Zaia potrebbe chiedere che potesse rimanere qui un pezzetto di compartecipazione, ad esempio all'IRPEF, per gestire in modo adeguato queste scuole, che alla fine, come dire, spenderemo comunque meno di quello che spende Trento e di quello che spende lo Stato, e queste scuole oggi reggono il servizio con meno di 3.000 euro di costo a bambino l'anno, solo che lo Stato, la Regione, i comuni ci mettono poco più di 1.000 euro e la differenza ce la deve mettere le famiglie, mentre semplicemente oltre confine a Trento quegli stessi bambini possono usufruire di risorse di 6.000 euro l'anno. Francamente è violato l'articolo 3 della Costituzione, quello di uguaglianza. Ecco, quindi questa è una prima proposta, portiamo a casa subito questo. Un esempio di quello che si potrebbe fare da subito assaggiamo un po' di autonomia. E 2, diamo una mano come Veneto. Il governatore potrebbe farsi portavoce dell'Anci Veneto per ottenere da subito instabilità in legge di bilancio, quello che da tempo chiedono i comuni e che io sto provando da 2 anni a ottenere, ma purtroppo da sola non ce la faccio. Un parlamentare, una questione come questa è un po' difficile che la conquisti da solo, ma se lui portasse la voce dell'Anci Veneto al governo e dicesse caro governo, instabilità, libera dai vincoli i nostri comuni veneti che hanno risorse ferme in cassa per fare investimenti. C'è uno studio fatto di recente da Anci Veneto che dice come in Veneto ci sono risorse ferme, non servirebbe fare mutui, non servirebbe fare debito, basterebbe utilizzare i soldi fermi risparmiati dai nostri comuni virtuosi per aprire cantieri. Dal patto di stabilità, no, sono bloccati dalle regole, cioè
a livello nazionale non c'è più il patto di stabilità, ma si danno degli spazi finanziari ai comuni per poter spendere e fare investimenti. Questi spazi finanziari, la regola oggi, secondo me è sbagliata, ma con me è d'accordo anche l'ufficio parlamentare di bilancio, ma non riusciamo a farla cambiare, non riesco a farla cambiare da sola, lega la possibilità di usare questi spazi finanziari, cioè tu hai lo spazio per spendere, poi i soldi li devi avere tu, questi spazi sono legati al fatto che il comune che ha un fondo crediti dubbia esigibilità più elevato può spendere di più, che è una follia, perché se un comune ha un fondo crediti dubbia esigibilità elevato vuol dire che ha messo a bilancio risorse che deve incassare e che non riesce a incassare, per prudenza deve accantonare dei soldi. Ora, francamente dire tu puoi fare più investimenti perché hai il fondo crediti dubbia esigibilità più alto è un controsenso. Se sono di dubbia esigibilità è evidente che basterebbe dire gli spazi finanziari sono dati non a chi ha il fondo crediti dubbia esigibilità alto, che per lo più sono città e città di alcune parti del paese, ma a chi ha gli avanzi di amministrazione liquidi fermi in cassa. Basterebbe fare questo e i nostri comuni potrebbero liberare centinaia di milioni in investimenti senza aumento della spesa pubblica. E andrebbero ai cittadini direttamente, perché sono quelli dei comuni. Quindi terza cosa e ultima concreta che si potrebbe portare a casa subito, anche qui aiutandoci a spingere noi parlamentari in legge di stabilità una risposta ai nostri comuni virtuosi. Il blocco del turnover, così com'è, anche se un po' allargato, impedisce ai comuni più virtuosi, cioè quelli che hanno meno dipendenti, di sostituirli, di assumere giovani che porterebbero energie nuove, competenze nuove nelle nostre amministrazioni. Anche qua costa zero, basterebbe semplicemente dire che i comuni che hanno un rapporto dipendenti-abitanti molto basso, e i veneti ci rientrano, salvo qualche eccezione, possono assumere nei limiti della spesa che già hanno autorizzata. Quindi 3 cose che si potrebbero fare, secondo me sì, subito, e avrebbero dei benefici immediati. Quindi doppio binario, l'intesa va bene, vestire la specialità del Veneto in questo modo, come dire, un po' innovativo va bene, quindi va bene il percorso che si sta facendo in Consiglio regionale, ma insieme si apra subito e si porti subito a casa qualche punto che aiuterebbe, qualche misura, qualche intervento che aiuta il Veneto a vedere dei primi risultati. Ecco, quindi insomma un doppio binario dell'autonomia sul quale noi chiudiamo questa puntata della Voce del Mattino. Grazie per essere stata con noi, onorevole Rubinato, e grazie a voi naturalmente per averci seguito. A tutti una buona giornata. Buongiorno.